Sul giornale locale di Messina di ieri, a pagina 20, a pagina 29, nella pagina dedicata alla Sicilia, è dedicata questa, tre colonne, sono dedicate a un articolo in basso, nell'angolo in basso a destra del giornale, alla commemorazione di Antonio Caneva, su iniziativa di una non meglio specificata associazione, i Vespri. L'indipendentista Antonio Caneva ha ricordato alla presenza di Lombardo, dice il titolo. L'articolo con una foto in cui si intravedono le persone in modo un po' difficoltoso nel palazzo dell'ESA, ente agricolo siciliano, che si trova nella centralissima strada parallela alla via Etnea, all'altezza della Villa Bellini a Catania, quindi in pieno centro di Catania, vicino al grattacielo, quello che chiama il grattacielo, un edificio di 15 piani. Accanto a questo edificio c'è questa sede dell'ESA che Lombardo ha fatto diventare la sede della presidenza della regione quando lui si trova a Catania. In questo edificio, in questa sala modernissima, si sono riuniti circa 100 persone per commemorare Antonio Caneva. L'articolo, che è di ben 3 colonne, in realtà dedica solo le prime righe a Caneva, il resto dell'articolo sono altre storie che non hanno nulla a che fare con la commemorazione. E l'articolo dice questo: la figura storica di Antonio Caneva, il leader indipendentista siciliano ucciso in un conflitto a fuoco il 17 giugno del 1945 nei pressi di Randazzo, è stata ricordata ieri nella sala conferenze della sede di Catania della Presidenza della Regione, l'ex Palazzo ESA, su iniziativa dell'associazione I Vespri. Il capo dell'EVS, l'esercito dei giovani volontari che facevano riferimento al movimento indipendentista siciliano, è stato ricordato alla presenza del presidente della regione, da un giornalista e da uno scrittore. Ha concluso il presidente. Tutto qua. Il resto è una serie di notizie che riguardano il governo della regione, delle associazioni sindacali che devono risolvere delle questioni, e poi una serie di congetture su come si potrà risolvere la crisi della regione, che in questi giorni è stata anticipata, le elezioni comunali e il referendum. Ora vorremmo sottolineare come la stampa riesca a deformare ogni cosa e stravolgere completamente i significati e i contenuti. Innanzitutto questa manifestazione è stata fatta invitando le persone personalmente, senza nessun invito pubblico, senza manifesti, senza inserzioni sui giornali, insomma una cosa privata. Anche se ci fossero state 100 presenze, sono state tutte invitate direttamente e personalmente. Sono arrivate persone da Palermo, sono arrivate anche da altre città della Sicilia, però sempre chiamate personalmente, quindi una riunione privata, quasi una commemorazione privata di questo grande personaggio storico che fu Antonio Caneva, cancellato dalla Repubblica e in questo modo sicuramente non ricordato nella giusta dimensione, perché si continua a utilizzare un sistema che nasconde in continuazione anche i promotori, questi Vespri, non si sa chi sono, e poi un'associazione si chiama I Vespri, la guerra del Vespro è il vero nome della storia. Non i Vespri. I Vespri sono il nome di quelli che sono stati organizzati dall'esercito italiano negli ultimi anni per mascherarsi dietro questo nome,
di cambiamento, ma che in realtà ha portato ben pochi cambiamenti, ha portato solo un precedente pericolosissimo, che è quello di utilizzare l'esercito in azioni di polizia sul territorio della Sicilia. Una situazione che ci porta tutti i giorni a vedere militari dell'esercito italiano in tutte le strade con le tute mimetiche, una cosa che non si vede da nessuna parte in un paese civile, che i militari vadano in giro per le città con le tute mimetiche come se fossimo in guerra. Quindi confusione su confusione. Già da questa parola a questo articolo si vede come il camuffamento è completo. Si vuole nascondere nelle pagine, in 30ª pagina, in un angolo, nell'angolo della pagina, in una fotografia dove non si vedono neanche i presenti, la figura di Canepa. Poi la grande evidenza dell'articolo, che alla fine non spiega niente su Canepa, ma che continua a ripetere le stesse cose che già sanno tutti. Quindi invitare 100 persone in un luogo al chiuso, personalmente, senza poi trasformare questo evento in una cosa esterna che possa essere percepito dal popolo siciliano, è perfettamente inutile e continua ad essere il solito gioco per nascondere Antonio Canepa alla storia e alla memoria del popolo siciliano.